Paolo Alfier, sono il portavoce del forum del terzo settore del Veneto. Il forum è un tavolo di associazioni che in Veneto, come a livello nazionale, raccoglie la maggior parte delle associazioni del terzo settore, il settore cosiddetto del no profit. L'esperienza che oggi vi vorremmo raccontare parte appunto da molte associazioni che lavorano con le persone che noi normalmente si dicono svantaggiate o diversamente abili. L'idea di questo progetto nasce nel 2010. Nella nostra regione ci siamo dati da fare per applicarlo. L'accordo scritto che abbiamo fatto con l'INAIL è partito appunto da questa considerazione che soprattutto e anche nel mondo del volontariato, dell'associazionismo, possono essere inserite persone che hanno avuto anche un incidente talvolta grave nel lavoro. Dal 2011 ho lavorato nella direzione regionale dell'INAIL Veneto. Ci siamo trovati a pensare a quali collaborazioni nel territorio si potevano attivare proprio per fare in modo che gli inserimenti lavorativi fossero il più possibile inseriti nei contesti sociali, nelle comunità sociali e locali. Siamo riusciti con questo accordo a inserire 3 persone invalidi civili da lavoro in altrettante 3 cooperative del Veneto. Attraverso la collaborazione con la cooperativa Controvento di Marghera abbiamo inserito il Luca Borina. Mi chiamo Luca, ho 46 anni e sono qui da 1 anno e mezzo. Ho trovato un bel ambiente di lavoro, mi trovo bene con tutte le persone che mi circondano. Sono stato fortunato a venire qua in questo ambiente, spero di continuare perché, come ripeto, è un bel ambiente, le persone sono, non dico perfette, anzi di più. Cosa posso dire su Luca? Che è una gran persona, un uomo di gran cuore e un gran lavoratore. Perché ho avuto un incidente sul lavoro e comunque che non mi ha creato problemi, anzi bene o male mi sono sempre arrangiato. Qui invece cercano sempre di spronarmi, di aiutarmi. Posso solo che ringraziarli e basta. La cooperativa Controvento di cui faccio parte e sono uno dei fondatori, nasce nel 2011 e nasce come cooperativa sociale di tipo B, che è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo di persone definite svantaggiate. In questo percorso con Luca abbiamo fatto delle valutazioni assieme a lui. Era una persona che era molto tempo che non lavorava, che aveva avuto delle esperienze anche completamente diverse, che la cooperativa ha deciso di portare avanti questo rapporto lavorativo, poiché Luca è una forza, è riuscito a diventare comunque un punto fermo di presenza e di responsabilità all'interno della squadra che lavora. Luca Toffano ha fatto un'esperienza invece nella cooperativa Tesori di Padova, che lavora da molti anni nel settore della piccola ristorazione e dei servizi alla persona e piccola ristorazione e macchinette da caffè nei vari strutture dell'USL, ma in particolare in questa occasione nell'esperienza delle scuole di formazione professionale dell'ENAIP Veneto. Abbiamo aderito di buon grado all'iniziativa del forum del terzo settore perché abbiamo considerata una buona possibilità per Luca per potersi reinserire nel mondo del lavoro e con ENAIP siamo contenti di aver sviluppato questo progetto. Di Luca siamo molto contenti, abbiamo visto buoni risultati per quanto riguarda il suo reinserimento e contiamo di continuare con il rapporto di lavoro. Buongiorno, mi chiamo Tofano Luca. 6 anni fa ho avuto un infortunio abbastanza grave, sono caduto giù da un capannone. Per 4 anni sono rimasto infermo, non completamente a casa, però non ho mai trovato lavoro, finché non ho avuto l'opportunità, grazie alla cooperativa Tesori, di apprendere un nuovo lavoro per me e grazie al quale ho trovato amicizia soprattutto e un'opportunità nuova per muovermi, come dire, per mettermi in gioco. Mi occupo del carico e dello scarico della merce, più
che altro rifornimento sulle macchinette di distribuzione automatica, bibite e snack vari. Prendo giù le note e poi vengo qui nel furgone e faccio il carico trasportando il tutto con il carrellino qui, perché purtroppo la mia disabilità non mi permette al pieno di caricare pesi con il corpo. Noi interveniamo in questo progetto come una piccola parte, una parte indiretta, e ci partecipiamo con grande orgoglio dal punto di vista valoriale. La parte principale naturalmente c'è la INAIL e la cooperativa Tesori, entrambi soggetti con cui lavoriamo da molti anni e in maniera estremamente profittevole. Siamo una piccola parte, ma siamo quelli che hanno anche permesso poi l'inserimento fattivo di questo, definiamolo giovane lavoratore, questo ragazzo che è Luca. È un progetto che si inserisce nel servizio che fa la cooperativa per noi in un ambito per noi molto importante, perché è un servizio che si svolge per i nostri ragazzi, che è una delle nostre utenze principali, e che garantisce un servizio di qualità in tutti i nostri centri del Veneto, che sono più di 20. L'esperienza di Davis Carisi si è tenuta presso la cooperativa La Rosa Blu, che ha sede a Padova, ma ha una serie di iniziative a Pozza di Fassa, a Pesaro ed Alba Adriatica, nel campo della ristorazione e dell'aiuto alle persone e alle famiglie con disabili. Mi chiamo Davis Carisi, ho fatto un infortunio 10 anni fa. Fortunatamente quest'anno ho cominciato a lavorare tramite la Rosa Blu di Pesaro in Villa Borromeo da Matteo Altavilla e mi sono trovato benissimo, sia con i titolari che con i colleghi. L'ambito lavorativo è stato molto discreto e ottimo. Quello che posso dire, sono stato soddisfatto. Abbiamo partecipato molto volentieri al progetto dell'INAIL Forum Terzo Settore Inserimento Lavorativo delle Persone Inabili. Ha partecipato con noi Davis Carisi, inserito nell'organico di Pesaro. È stata un'ottima esperienza sua e di tutto lo staff, creando un bel rapporto di lavoro con i colleghi, quindi un'esperienza ottima. Molto positivo, direi, e da sottolineare proprio l'esperienza di investimento e di valorizzazione del capitale sociale che il mondo dell'associazionismo rappresenta nel nostro tessuto sociale. La cooperazione in particolare porta di per sé un valore aggiunto nell'accogliere le persone, nel renderle inserite nel loro contesto, e in tutte le situazioni e le storie che abbiamo visto coinvolte in questa esperienza vi è stato sicuramente il recupero anche dell'autostima, passaggi molto delicati ma che sono avvenuti grazie a contesti lavorativi particolarmente accoglienti, vale a dire sia le situazioni organizzative del mondo delle cooperative che sono state coinvolte, ma anche dei colleghi di lavoro. È stato recuperato tutto un valore personale e familiare di queste situazioni, di queste persone che da tempo magari vivevano una situazione di sofferenza, di depressione e di isolamento. In un momento così difficile dal punto di vista economico, per cui le pubbliche amministrazioni sono state costrette attraverso la spending review a fare dei tagli molto importanti anche sulla spesa sociale, possiamo affermare che l'INAIL, il nostro istituto, non ha ridotto assolutamente le prestazioni nei confronti dei lavoratori e in particolare quelli necessari per il reinserimento lavorativo e il reinserimento sociale. Quindi non è una questione di risorse, le risorse ci sono, quello che è importante è trovare le occasioni per fare gli investimenti necessari. In questo caso siamo stati molto contenti di finanziare questi progetti che hanno consentito a 3 lavoratori di essere felicemente reinseriti sul posto di lavoro.